Ultimo esame da studente, com'è andata? Beh, spero bene perché comunque c'era un po' di tensione anche la sera prima, un po' di apprensione per quest'ultima prova e comunque concludo un ciclo di studi che già dura 13 anni. Ora ci apprestiamo a entrare nel mondo del lavoro, alcuni, oppure continuare degli studi che comunque saranno decisivi per il nostro futuro. Che tema hai scelto? Io ho svolto il saggio breve sul tema socio-economico, la crisi ai giovani, che comunque è appunto qualcosa che noi giovani sentiamo particolarmente perché ci riguarda molto da vicino. Il tema uguale a quello del mio compagno, il tema socio-economico, quindi abbiamo svolto il Giovani e la crisi, che sicuramente è un tema che colpisce le corde di noi giovani, insomma, perché investe tutta la popolazione, ma soprattutto le nuove generazioni che si trovano a dover affrontare, insomma, questo tema in prima persona. Che atmosfera si respirava in classe? Beh, sinceramente mi aspettavo molto di peggio, nel senso che l'atmosfera era abbastanza tranquilla, i professori sono stati molto disponibili con noi, ci hanno aiutato, hanno, diciamo, come dire, ci hanno aiutato anche per quanto riguarda dei suggerimenti, delle cose che potevano servirci riguardo all'ampliamento comunque del tema che si stava affrontando, insomma, quindi alla fine mi aspettavo molto peggio, sinceramente. Montale, i giovani, Steve Jobs e la crisi, le responsabilità della scienza e della tecnologia, ma anche riflessioni sullo sterminio degli ebrei. E poi un tema di carattere generale che invita gli studenti a riflettere sul bene individuale e bene comune. Sono alcune delle tracce proposte stamane per la prova di italiano dalla maturità 2012 ai circa 500.000 studenti italiani. Tra i temi anche la frase dello scrittore francese Sun Yat-sen: avevo 20 anni, non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita. E per ultimo l'articolo di giornale, dove invece i giovani hanno dovuto descrivere il labirinto, avendo a disposizione una serie di documenti di grandi autori come Ariosto, Picasso, Calvino ed Eco. Ansia e trepidazione hanno caratterizzato la notte prima degli esami, coinvolgendo non solo gli studenti ma anche i genitori. È ansioso? Abbastanza. È abbastanza ansioso perché da stamattina alle 8:30 che sono entrati, quindi non so i risultati che ci sono. Il papà l'ha vissuta un po' teso anch'io, perché naturalmente avendo mia figlia qua è normale. Quella di oggi è la prima prova digitale con la novità del plico telematico, inviato dal Ministero stamane direttamente ai dirigenti scolastici. Devo dire che nel nostro istituto è andato tutto bene, non ci sono stati momenti di criticità. A partire dalle 8:30 il Ministero ha pubblicato la chiave per poter accedere all'applicazione plico telematico e già a partire dalle ore 9 avevamo già le prove stampate. Come ha citato il Ministro, l'esperienza di oggi apre una nuova era di modernizzazione della scuola che si inquadra in un ambito molto più ampio. Sì, viviamo in un mondo online e le scuole si sono adeguate alla tecnologia che impera nella nostra società, ma soprattutto ora bisognerà puntare all'uso della tecnologia nella didattica. Stanotte sarà un'altra notte insonne? No, non mi preoccupo degli iscritti, più che altro un po' di ansia per gli orali.